Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it, oggi martedì 19 aprile. Nuovo colpo di scena nella vicenda della tragedia del Mottarone. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, rispettivamente gestore e direttore della funivia. I loro legali avevano presentato ricorso lo scorso novembre contro quella decisione. La Suprema Corte ha disposto anche il rinvio a Torino della pratica, tutto da rifare nel caso di Nerini, mentre il ricorso di Perocchio è stato accolto solo parzialmente. Nei suoi confronti i giudici piemontesi dovranno soltanto rideterminare la misura cautelare. La discussione a Roma era avvenuta venerdì pomeriggio. Questa mattina la comunicazione della sentenza. Pasqua e Pasquetta hanno portato bene al mondo del turismo varesino. Gremite le principali attrazioni, gli incassi sono stati finalmente soddisfacenti. Il turismo nel nostro territorio è finalmente ripartito, registrando prenotazioni record in queste festività pasquali, ed è davvero una bella notizia dopo 2 anni così complicati per tutto il settore, ha detto il vice sindaco di Varese Ivana Perusin in proposito. In questi giorni sono stati molti i segnali positivi, il tutto esaurito nella maggior parte delle strutture e la presenza importante di turisti stranieri con pernottamenti di più giorni sono il segnale del fatto che i visitatori abbiano scelto la nostra città come destinazione turistica, non solo come meta di passaggio. E in un momento economicamente così difficile, conclude Perusin, dopo una pandemia e con una guerra in corsa, il turismo è una risorsa indispensabile per la ripresa del nostro territorio. E a proposito di turismo, il Sacro Monte si riscopre miniera d'arte e bellezza infinita. Questa mattina c'è stata la presentazione dell'intervento straordinario di pulitura della vetrata Longaretti nella chiesa dell'Annunciata, a fianco del santuario. Lo studio Arché, guidato da Umberto Brianzone, ha impiegato 3 settimane per ridonare piena luce a 80 metri quadrati di un'opera monumentale composta da 3 strati sovrapposti di vetro, su cui Trento Longaretti, tra i massimi pittori italiani contemporanei, morto a Bergamo nel 2017, aveva impresso le immagini di Papa Paolo VI, della Basilica di San Pietro e del Duomo di Milano. La vetrata fu realizzata nel 1989 per iniziativa di Monsignor Pasquale Macchi. Le aperture anche serali e un convegno sull'arte sacra contemporanea attese per il mese di maggio rilanceranno l'immagine a tutto tondo del Sacro Monte. E ora la pagina della politica. Lega e Forza Italia sono sempre più vicine a livello nazionale, ma non a livello locale. Il centrodestra di governo è compatto sui temi identitari, ma è difficile immaginare la città di Varese senza la Lega. Lo dice senza mezze misure il segretario cittadino del Carroccio Marco Bordonaro nello smentire ogni possibile fusione a freddo tra i 2 partiti, almeno a livello locale. Non è un'ipotesi percorribile, ha detto Bordonaro, benché a livello personale non abbiamo niente contro gli esponenti di Forza Italia di Varese, ma la politica è fatta di posizioni e le nostre spesso non coincidono. C'è stato qualche dissapore, ma lo spirito di collaborazione va rodato, soprattutto alla luce del fatto che gli attori sono cambiati. E l'ultimo capitolo del nostro notiziario riguarda il Palio di Legnano. Le conseguenze della caduta in una batteria delle corse di preparazione di ieri che si sono disputate a Borsano lasciano 3 contrade con il fiato sospeso per le condizioni dei loro fantini. Sant'Erasmo, La Flora e Sant'Ambrogio dovranno fare i conti con i tempi di guarigione che saranno diagnosticati dai medici. Nella classifica della sfortuna la contrada messa meglio pare quella del Corvo, Sant'Erasmo dunque. Gavino Sanna è già stato dimesso dall'ospedale nella serata di ieri e ha fatto ritorno a casa con delle microfratture che non dovrebbero impedirgli di correre al mare il prossimo 29 maggio. Giuseppe Gingillo Zedde, di Sant'Ambrogio, tenuto in osservazione in ospedale per una notte, ha riportato forti contusioni. Anche lui dovrebbe farcela a gareggiare. Giosuè Carboni della Flora, dei 3 fantini è quello messo peggio, è arrivato in ospedale in ambulanza e ha riportato forti traumi sparsi in tutto il corpo. Bisognerà attendere cosa scriveranno i medici nella lettera di dimissioni per saperne di più in chiave palio. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Buon pomeriggio!